5 a Mogadiscio, ora locale, dopo circa 8 ore dalla partenza da Roma. La città scorre davanti a noi varia e multicolore, mentre dall'aeroporto ci dirigiamo in taxi verso il centro. Le ragazze somale e arabe, nelle loro fute variopinte, il traffico abbastanza caotico di carretti, taxi e biciclette, controllati a vista dalla polizia del governo democratico somalo all'insegna del socialismo scientifico del generale Siad, rendono l'atmosfera interessante e diversa. La città è molto cambiata da quando la vidi anni fa. Le strade sono forse più ampie e ordinate, nuove costruzioni, viali alberati e archi di trionfo in legno colorato con grandi scritte inneggianti il gran capo Siad nella nuova lingua somala scritta. Sono state giudicate dalla polizia del governo democratico somalo grave reato contro la sicurezza dello Stato. Siamo stati a lungo interrogati nella locale sede di polizia e abbiamo rischiato l'arresto e la requisizione di tutta la pellicola. Gli alberi di kapok, una specie di cotone, caratterizzano l'azienda di banane di Ouagadi. È in funzione il centro di lavaggio, disinfezione e inscatolamento dei caschi che verranno poi imbarcati sulle bananiere dove arriveranno in Italia 20 giorni dopo. Noi siamo al lavoro per identificare le qualità del terreno somalo per la coltivazione sperimentale di piantine per appartamento, scopo della nostra missione in Somalia. Attorno a noi la natura rigogliosissima sembra confortarci dell'ottima scelta della terra, dove il sole splende perennemente con temperature attorno ai 34-35 gradi e l'umidità pare raggiunga valori ottimali. Le piante nascono quasi spontaneamente in ogni azienda.
uno stagno di ninfee chiuse per la calura, popolato da uccelli neri detti boro boro. Camminiamo verso il tramonto in cerca delle scimmie, presso il fiume Webi Shebeli, ma non riusciamo a vederle, ne udiamo invece solo le grida, stridenti e irritate. Lungo le strade si incontrano spesso grandi mandrie di bovini, che sono una delle risorse principali dell'economia del paese. Vicino alla strada, una mandria di cammelli è ferma in attesa della sera per riprendere il suo cammino verso la terra del nord. I somali all'interno sono essenzialmente un popolo nomade. Lungo le strade interne delle aziende andiamo alla ricerca di un tipico villaggio somalo. I villaggi della Boscaglia sono agglomerati di capanne disposte attorno a una superficie rettangolare, luogo di attività comunitaria. Sono costruiti in legno e fango e sterco di cammello. Le case si chiamano mundul e sono sempre di forma circolare di quasi 5 metri di diametro. Anche qui troviamo notevoli difficoltà a filmare gli abitanti, soprattutto se non completamente vestiti. Abbiamo nuovamente le noie con gli addetti all'ordine e alla sicurezza dello Stato che non riescono a leggere il nostro permesso di fotografare ottenuto a Mogadiscio. Le uniche persone che possiamo filmare liberamente sono i componenti della famiglia di Mahmoud, il nostro autista.
Mahmud ha 2 mogli, una araba e una somala, e 11 figli. Questa la moglie araba. In questa serra ci sono le piantine che abbiamo portato dall'Italia per iniziare in Africa la nostra coltivazione di piante per appartamento. La nostra missione in Somalia ha appunto lo scopo di sfruttare le ottime qualità del suolo e il clima ideale per una coltivazione intensiva. Queste sono le piante inviate l'anno scorso e rapidamente sviluppatesi. Sono dieffenbachie, ora piante giganti. In qualunque punto del suolo africano basta seminare e innaffiare e in breve tempo i risultati sono sempre eccezionali. E pensare che i somali a stento coltivano qualche piccolo campo di grano turco. Questo uno stagno di ninfee aperte perché la giornata è senza sole. I boroboro, gli uccelli neri, sono sempre in attesa perenne dei pesci.